Ok. No, Ah, già era iniziata. no, Hai fatto fine trasmissione. Oh. No, non cliccare. no, la lascio? Aspetta, Vogliamo l'avviamento della separare? trasmissione ancora? No, hai fatto fine forse, no? Non ti ho avvisato che già avevo iniziato io. E allora... No, già siamo in diretta. Dai, dai. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Amore, buongiorno anche a chi ci sta seguendo sia sul web, sul nostro sito radioamoreweb.it o sul nostro portale di YouTube Radio Amore San Cataldo. Oggi abbiamo ospiti, la politica è impegnata con i ballottaggi e abbiamo due graditi ospiti che sono Francesco Riggi e Antonio Capodigi. Buongiorno. Presidente, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'AIBES. Che cos'è? Andiamo subito, entriamo nel merito, quindi che cos'è l'AIBES e poi spieghiamo bene di cosa si occupa. L'AIBES è un'associazione costituita un mese fa, quindi di nuova, nata proprio fresca, e tratta i bisogni educativi speciali, quindi lo svantaggio socioculturale, la dislessia, la disabilità, tutte le problematiche dell'immigrazione, e ovviamente vuole essere un punto di riferimento proprio per quanto riguarda genitori, istituzioni e vari enti locali. Diciamo che noi siamo più propensi a cercare di inserirci, dare un sostegno veramente anche alle scuole di cui ne hanno bisogno, quindi saremo presenti nelle scuole. Oltre a questo siamo l'unico centro accreditato Ericsson per tutto il meridione d'Italia. Quindi i centri accreditati in Italia sono solamente 3, uno in Sardegna, uno a Torino e noi in Sicilia. Significa che l'Ericsson ha creduto in questo nostro progetto e quindi diventa un partner importante che ci segue sul territorio. Quindi siete l'unico centro di tutto il meridione, sì, si trova a San Cataldo in Sicilia. E si trova a Caltanissetta, la sede è a Caltanissetta, però dico poi, insomma, l'importante è che si trova nella provincia di Caltanissetta, ecco, quindi diventa importante essere presenti. Diventa importante perché l'Ericsson non ha un centro accreditato così su due piedi, quindi noi abbiamo presentato il nostro progetto, siamo andati a Trento a parlare con il centro studi, loro hanno visto il nostro progetto, ci hanno creduto, hanno detto va bene, iniziamo a lavorare con voi, ci piace l'idea per quello che siamo un'associazione di volontariato, quindi abbiamo tutta gente che ha voglia di aiutare e cercare di fare qualcosa per il proprio territorio, preciso 626 o... solo volontariato, quindi calcoliamo che si parte dalla base di volontariato, non c'è nient'altro. Ognuno di noi ha dei lavori diversi da questo, quindi noi lo facciamo perché ad esempio ho avuto difficoltà perché mia figlia è una dislessica, quindi ho iniziato 7 anni fa ad entrare nel mondo della dislessia, un mondo che io non conoscevo. Questo mi ha portato con gli anni comunque a cercare di di impegnarmi per cercare di aiutare anche altri genitori che hanno avuto la stessa problematica. Ovviamente poi da noi c'è gente che ha lavorato per anni come Antonio, ormai più di 20 anni che nel campo della disabilità. Abbiamo un personale tutto qualificato, anche se è un'associazione di volontariato, e questo è importante. Ripeto, non tralasciando che tutta la formazione, i software, i libri, tutto questo ce li darà l'Ericsson. Quindi abbiamo oltretutto una formazione qualificata per quanto riguarda corsi per gli insegnanti, per gli enti sanitari, per i genitori stessi, insomma, credo che sia qualcosa di importante, veramente molto importante per il nostro territorio. Bene, quindi molto spesso si inizia avendo un problema, diciamo, in famiglia, poi ci si addentra nel problema e si acquisisce esperienza e magari viene anche la voglia di mettere poi a disposizione l'esperienza acquisita verso gli altri. AIBES, abbiamo detto, Associazione Italiana Bisogni Educativi Speciali. Vogliamo fare una panoramica di quali potrebbero essere questi bisogni speciali
anche insomma, per fare capire a chi ci segue e chi potrebbe averne di bisogno, Certo. se può o meno rivolgersi a voi. Sì, magari facciamo la parola a Antonio, specialmente per quanto riguarda un po' la disabilità, che è quello che abbiamo iniziato adesso. Noi l'abbiamo chiamata bisogni educativi speciali proprio perché ci vogliamo rivolgere alle fasce deboli della società. Fasce deboli che in questo momento sono quelle che praticamente risentono molto di più della crisi che c'è in atto, perché notiamo tagli alla sanità, tagli al sociale, e quindi noi vogliamo essere un po' vicini a queste persone, sia con dei servizi, sia anche con sostegno diciamo legale, sostegno per le leggi, per muoversi diciamo in questa giungla di norme, ecco, e poter alleviare un po' gli effetti di questo brutto momento che si sta vivendo sia nel nostro territorio che a livello nazionale. Io mi occupo un po' di più per quanto riguarda la disabilità, visto che per molti anni, quasi 30 anni, nella formazione professionale ho sempre lavorato con ragazzi disabili che non vogliamo creare delle aree di parcheggio, ma vogliamo mettere fuori tutto quello che hanno questi ragazzi. Cioè questi ragazzi hanno delle potenzialità che sino ad ora non si è cercato di farle uscire, di metterle al servizio della società. Non parliamo dell'affetto che loro danno, non parliamo, ecco, di come ti fanno sentire, perché un abbraccio di questo ragazzo, di un ragazzo simile, è un qualcosa di eccezionale. Noi abbiamo delle esperienze fatte con questi ragazzi, l'ultima è stata ieri sera, che hanno partecipato a uno spettacolo di un'accademia, praticamente un saggio di fine anno, dove si sono perfettamente integrati con la cosiddetta normalità. Ecco, loro hanno fatto dei pezzi, hanno presentato, hanno detto delle frasi, e quindi normalmente, ecco, abbiamo visto come questi ragazzi possono essere presenti e attivi nella società. Un'altra esperienza grossa e importante è stata 2 anni fa. Questi ragazzi hanno fatto uno spettacolo per i disabili, cioè dei disabili che recitano per i disabili. Hanno fatto uno spettacolo con linguaggio LIS, cioè che molte volte il primo io, il cosiddetto normale, la lingua italiana dei segni, il cosiddetto normale, non riesco ancora a capire. Ecco, loro sono riusciti a trasmettere questo. Bene, abbiamo parlato anche di legislazione, diceva è una giungla quella italiana. In che modo? Non vi viene incontro la legislazione, le amministrazioni, insomma la politica pure, poi vi aiuta, non vi aiuta, come funziona? Ma sai, cominciamo ad addentrarci in un campo un po' minato, no? Quindi io direi che neanche voglio parlare poi alla fine di politica, insomma le leggi ci sono, adesso per esempio sulla dislessia c'è stata la legge 170 che ha avuto i suoi frutti, da 2 anni a questa parte ci sono stati dei miglioramenti nelle scuole, siamo ancora in alto mare. Parliamo che le scuole si sono adeguate ai piani didattici personalizzati, alle varie strumenti compensativi, dispensativi, si sta cercando di fare qualcosa, però si deve fare ancora tanto, ovviamente. Poi adesso è uscita pure la legge SIPES il 27 dicembre, si sta muovendo qualcosa. La legge sui BES, sui bisogni educativi speciali. Quindi c'è una legge apposita? Sì, che raggruppa a 360 gradi tutte le difficoltà scolastiche, quindi che devono essere seguiti con un piano didattico personalizzato, non solo per quanto riguarda gli strumenti compensativi e dispensativi, ma proprio anche a livello progettuale sui ragazzi.
Dico, le leggi ci sono, però c'è ancora chi le rispetta e chi non le rispetta. Si sta cercando, per questo anche l'associazione vuole essere da tramite, no? Essere presente, cercare di aiutare un po' anche le istituzioni dove hanno difficoltà, perché capiamo che effettivamente nelle scuole ci sono grosse difficoltà, non ci sono fonti, non c'è tempo per poter, gli insegnanti sono stati dimezzati, effettivamente le difficoltà ci sono. Per questo noi, anche io come genitore, cerchiamo di dare un contributo ed è venire incontro alle istituzioni. Ci siamo noi, vi possiamo dare una mano, facciamo un sacco di attività a titolo gratuito, seminari gratuiti, formazione gratuita, dico perché non approfittarne di questa associazione che magari vuole dare un contributo sia ai genitori e sia alle istituzioni. Poi sai, a livello politico cerchiamo noi, ovviamente come associazione apartica, chi vuole darci una mano, le nostre porte sono aperte, ecco. Quindi noi non guardiamo a nessun colore politico, ma guardiamo la buona volontà di chi magari può darci una mano per aiutare a sviluppare questa associazione e cercare di dare un sostegno alle famiglie. Dopodiché credo che ci sia molto lavoro da fare. Ovviamente non ci sono fondi, noi ci siamo autofinanziati, però se non fai così, ecco, non ti riesci a muovere. Quindi cerchiamo di fare meno spese possibili, cerchiamo di aiutarci il più possibile, cerchiamo l'amico che magari ci fa quel servizio gratuito, e fino a quando possiamo tirare avanti, tiriamo avanti. Ovviamente ricevere dei contributi, ricevere dei fondi significa creare qualche cosa in più. Se noi calcoliamo che abbiamo la sede presso l'Istituto Osi Cristo Rei di Caltanissetta, che ringrazio per la disponibilità che ci ha messo a disposizione una stanza dove poterci incontrare i genitori, fare consulenze, anche i ragazzi stesso per adesso hanno provato in questa stanza, quindi per noi è stato linfa vitale sicuramente. Però un'associazione che mira a noi cercheremo da settembre di attivare vari tipi di doposcuola, dal dislessico al disabile ai normodotati, tra parentesi, quindi dico, cercheremo di fare attività a 360 gradi. Tutto questo richiede una struttura adeguata. Non solo questo, ma stiamo creando uno showroom dove chiunque può recarsi a provare tutti i programmi software Ericsson, a visionare i libri Ericsson, per vedere un po' il testo più adatto se vogliono comprare software, libri, eccetera. Tutto questo richiede ovviamente un ambiente adeguato dove poter ricevere queste persone. Spero ci stiamo muovendo nel cercare una sede adeguata, anche che l'Oasi Cristo Re, insomma, ci sta dando una mano, veramente. La superiora, Sor Maria Francesca, si è messa a disposizione, veramente ringrazio tutto. Oltretutto l'Oasi Cristo Re comincerà adesso una formazione, già abbiamo un incontro martedì con tutti gli insegnanti, dove ci sarà proprio una formazione specifica sui bisogni educativi speciali, quindi diventerà veramente un centro dove poter attingere veramente grosse informazioni, dove è presente un personale qualificato. Poi le difficoltà delle associazioni, insomma, sono sempre le stesse, ripeto. Quello di non avere fondi, sì, però noi ci stiamo adeguando a autofinanziarci, l'aiuto anche dei genitori dei ragazzi, ci vengono incontro. Se vogliamo andare avanti, posto questo momento, è così, ripeto, nulla toglie che presenteremo i nostri progetti sperando di ricevere dei fondi, dove capiamo che la situazione in Italia è veramente critica, le persone non hanno neanche veramente i soldi per comprare il pane. Quindi se poi devono andare a pagare delle prestazioni, capiamo che per i ragazzi chi ne pagherà le conseguenze saranno i ragazzi. Molto spesso le scuole non hanno nemmeno i fondi per il sostegno, quindi andiamo, figuriamoci, in quale barca ci troviamo. Quindi dico, recapitare dei fondi dove ci sono famiglie in difficoltà che non si possono permettere di pagare un doposcuola, di pagare un insegnante, di pagare un terapista, e noi questo lo possiamo fornire gratuito, sarebbe ideale. Speriamo di arrivarci. Ecco, ripeto, l'Ericsson ci sta dando una grossa mano, ci sta fornendo dei programmi gratuiti, dei libri gratuiti, dove noi possiamo, insomma, usufruirne per i ragazzi.
però sicuramente un appoggio della politica, delle istituzioni locali, ecco, sarebbe importante, perché ripeto, essere un centro accreditato Ericsson Tra l'altro ricordiamo l'unico del Meridione. l'unico del Meridione, è qualcosa di importante per il territorio, perché non sfruttarlo? Un valore aggiunto. Se l'Ericsson di Trento crede in una piccola associazione che è nata adesso, ovviamente con degli obiettivi di cercarsi di sviluppare, perché io ho avuto altre esperienze in associazioni grosse, ho cercato di ricominciare da zero, perché dico, perché non iniziare dal nostro territorio, che sempre dobbiamo aspettare qualcuno che viene da su, giù. Invece cominciamo dal nostro territorio, abbiamo un partner importante, spero che anche le istituzioni e la politica locale capisca l'importanza di questo centro accreditato e che ci diano. Io sono un po' così, voglio entrare nel concreto poi delle cose. Sostanzialmente abbiamo parlato di disabilità, di dislessia, quali altri tipi di disabilità possiamo elencare? Ma noi L'autismo, per dire? no, adesso no? sì, anche l'autismo, cioè noi calcoliamo disabilità, parliamo a 360 gradi, quindi da noi tutto l'autismo, Quindi tutte quelle iperattività, disabilità che poi hanno una ricaduta sull'educazione, perché c'è un deficit nell'educazione, e voi riuscite a colmare. Noi grazie all'Ericsson riusciamo a colmare a 360 gradi, tra cui anche stiamo cercando di creare un servizio per gli anziani, no? Quindi parliamo di anziani dove potranno venire, sperando di avere questa benedetta sede prima o poi, a fare attività dentro. Stiamo cercando di attivare dei ragazzi sempre a titolo di volontariato presso gli ospedali, dove andranno a fare servizio in corsia, a dare un po' sostegno agli ammalati. Quindi stiamo parlando di educazione permanente, quindi dalla nascita fino a quando uno finisce nelle braccia di Dio. Quindi stiamo cercando di attivare questo punto di ritrovo per gli anziani, dove potranno venire a fare varie attività. Stiamo cercando di dare anche un servizio domiciliare agli anziani. Parliamo, ripeto sempre, e questo lo voglio sottolineare, di volontariato. Quindi ci stiamo attivando verso questo tipo di attività, non tralasciando, ripeto, che l'anziano, che credo che sia veramente un patrimonio per noi, visto che insomma la nostra popolazione va invecchiando sempre di più, e credo che comunque io insomma vedo mia mamma ancora iperattiva, fa un sacco di attività, ha voglia di fare. Ovviamente se poi non c'è nulla, l'anziano cosa fa? Rimane a casa, non c'è nulla da fare. Se ha un centro dove ritrovarsi, dove poter fare qualcosa, dove poter scambiare le idee, scambiare due parole, stare mezza giornata assieme agli altri, ecco, noi vogliamo cercare di creare anche questo, dare un servizio di accompagnamento, di cercare anche nelle piccolezze, accompagnare l'anziano a fare la spesa, prenderlo, fargli fare la spesa, la visita, riportarlo a casa, ecco, sapere che qualcuno si può pigliare cura della persona anziana, tra cui andando incontro al periodo estivo sappiamo sempre che magari molti anziani rimangono a casa solo perché magari non possono andare in vacanza perché fa caldo, non hanno la possibilità di muoversi. Quindi questo qua noi stiamo cercando, è nel nostro progetto, di portarlo avanti e di creare delle attività diurne per gli anziani dove potersi recare, tra cui abbiamo un progetto con Antonio, l'ha sviluppato oltretutto lui, dove ripigliare alcune vecchie abitudini, no? Alcuni vecchi mestieri dell'anziano, rifare l'uncinetto, rifare il classico filè, che è una tecnica tutta... in tempi di crisi sentivo l'altro giorno di una indagine dove dicevano che si chiedevano chi avesse mai tenuto ago e filo in mano alle giovanissime, nessuno di queste. Sono bravissime ormai con telefonini, tablet, smartphone, però se poi devono rammentare una calza vabbè, che ormai prima si andava a comprare direttamente nuova, adesso con la crisi ora si sta tornando indietro, quindi chi sa rammentare, con la crisi insomma conviene forse rammentare la calza o il pantalone invece di andare oltre a questo gli anziani rappresentano un patrimonio culturale
culturale, storico, tradizionale del territorio. Gli anziani rappresentano una risorsa culturale, storica, di tradizione del territorio che piano piano si va perdendo, proprio perché c'è stata la tendenza ad abbandonare l'anziano, a non mettere al servizio dei giovani tutto ciò che l'anziano ha accumulato, tutta la propria esperienza. Quindi proprio queste tradizioni, le tradizioni casalinghe, anche le tradizioni più semplici di fare il pane, del ricamo, la tradizione, parliamo anche delle preghiere, ecco, quelle litanie che dicevano, cioè tutto questo cercare di recuperarla e trasmetterla ai nostri giovani, anche perché diamo il senso dello stare insieme, cioè la memoria storica, la memoria storica di come si viveva senza Facebook, ecco, di come ci si poneva l'uno con l'altro senza avere dei mezzi, diciamo, virtuali. Ecco, andare a recuperare questa dimensione umana, ecco, della nostra società, e questo lo possono trasmettere solo gli anziani. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo, di andare a recuperare tutta la tradizione storica, culturale, artigianale, anche casalinga dei nostri anziani, per cercare di poterla trasmettere ai nostri giovani. Ecco, dove le famiglie a volte magari non possono arrivare a occuparsi dei propri anziani, allora sopperiscono in questo senso anche alla mancanza delle strutture pubbliche, perché in tutta la Sicilia le IPAB stanno un po' chiudendo ovunque, quindi ben vengano queste associazioni che decidono di farsi carico dei nostri anziani. Un'altra cosa volevo chiedervi. Vi ho parlato quindi di centro accreditato Ericsson, l'unico di tutto il meridione, che si trova, quindi siete sede Caltanissetta. Sì. Avete detto che vi fornisce anche l'Ericsson una grande, grossa casa editrice, sì. No? Quindi vi fornirà software e strumenti educativi da mettere a disposizione, insomma, di chi ha problemi nell'apprendimento. Di che tipo di strumenti didattici si tratta? Comunque in base all'esperienza che avete fatto. Sì, l'Ericsson, ripeto, è una casa editoriale e centro studi. Ti faccio alcuni esempi, dico per esempio l'Hypermap, l'Alpha Reader, ti ripeto, l'Hypermap per esempio è un programma per quanto riguarda le mappe concettuali. I ragazzi possono sviluppare le mappe concettuali che li facilita nello studio, specialmente i dislessici. Poi c'è l'Alpha Reader, è un lettore multimediale, ecco. Libri specifici sulla dislessia, sulla disabilità, corsi di formazione, ecco, andiamo ad avere una vasta scelta. Poi ripeto, sono tutti software studiati prima di metterli sul mercato in una certa maniera, quindi adatti ai ragazzi. Tutto questo si può trovare, ripeto, nella nostra sede, che attiveremo a breve, questa stanza dove veramente sarà un centro dove poter provare, perché magari, sai com'è, molto spesso dicono ma come funziona, non funziona. Noi andremo a dare proprio questi input di spiegazione dove potranno venire e provare questo programma in sede stessa. Ecco, magari diciamolo, poi lo ricordiamo anche alla fine, chi volesse, con chi deve mettersi in contatto. Sì, il numero dell'associazione è il 328 13 43 017, oppure andare sul sito internet www.aipsitalia.it, oppure mandare un'email a info@aipsitalia.it. Questi sono i nostri diciamo, recapiti. Oltre a questo, noi siamo presenti all'Oasi Cristore di Caltanissetta, che è in via San Giuliano numero 4, presso l'Istituto delle Suore. Quindi basta anche andare là. Se non c'è nessuno in quel momento dell'associazione, le suore stesse mi chiamano per fissare un appuntamento. Quindi diciamo, i punti di ritrovo sono questi. In questo momento stiamo partendo, ripeto, torniamo sempre al discorso di prima, da questo punto, e ringraziamo veramente le suore per averci concesso questo ambiente dove poter fare attività. Speriamo col tempo magari di avere altre postazioni strategiche, no? Perché capiamo che effettivamente una persona magari di Gela
venire a fare spostarsi a attività, Caltanissetta. venire a fare attività a Caltanissetta diventa un grosso problema. Quindi col tempo magari avremo la possibilità di costituire altre sedi. Ne abbiamo noi un'altra a Catania. Siamo partiti proprio con Anzi, dico, chi fosse interessato nei vari paesi sì, ad sì, sì, affiliarsi magari con voi, ad si può affiliarsi fare, con si noi, può certo, fare. certo, noi stiamo Quindi possono cercando... contattare anche per questo Sì, sì, motivo, sicuramente, sicuramente. Chi pensa che insomma, può sposare l'attività... o che già ha avuto esperienza in campo Sì, e sì, sì, sì. vuole... Noi siamo aperti a tutte le persone di buona volontà che vogliono portare avanti il progetto, questo è certo. Noi abbiamo un'altra sede anche a Catania, che gestirà la dottoressa Andrea Lampa, una persona eccezionale per quanto riguarda poi il DSA, ha sviluppato un sacco di progetti sul proprio territorio, ex presidente dell'AID, della sezione di Catania, anche lei genitore, quindi parte in causa di 2 ragazzi dislessici, quindi avremo pure una sede a Catania, siamo partiti con questa sede a Caltanissetta e questa sede a Catania. Speriamo col tempo di sviluppare qualche altra sede, ci hanno richiesto di aprire una sede anche a Imola molto probabilmente, quindi significa che ci stiamo un po' allargando. Ovviamente non è facile svilupparlo, ripeto, per un'associazione costituita un mese fa, però ci stiamo sforzando per cercare di avviarlo in qualsiasi maniera, perché avere un punto concreto dove andare pigliare informazioni ed essere seguiti, perché molto spesso è capitato a me 7 anni fa, quando abbiamo scoperto la dislessia di mia figlia, non sapere cosa fare, dove andare, a chi rivolgersi. Avere un punto accreditato, un punto dove poter andare e attingere informazioni, credo che sia essenziale. Noi anche sul territorio stiamo sviluppando delle convenzioni con uno studio di avvocati, abbiamo una convenzione anche con uno studio dentistico, lo stiamo sviluppando a breve, dove i ragazzi potranno andare a fare le visite per insomma, vedere un po' se ci sono problemi. Oltre a questo, lo studio dentistico potrà fare anche visite presso domicilio. Per ragazzi che hanno difficoltà, che non possono muoversi da casa, andranno loro. Quindi stiamo cercando un po' di punti di riferimento che ci danno una mano a sviluppare un po' il nostro progetto. Ovviamente parlo anche perché ho uno studio di avvocato, no? Perché purtroppo si sviluppa molto spesso anche delle parti in causa dove bisogna mettere l'avvocato, dove magari il ricorso su una bocciatura di un ragazzo dislessico o su una pratica per un disabile. Ecco, noi stiamo cercando un po' anche di seguire questa Quindi parte. assistenza anche in Sì. questo caso a 360 gradi, A assistenza 360 medica, assistenza giuridica. Sì, stiamo cercando di muoverci proprio a 360 gradi, dove la persona può venire e trovare tutti i tipi di servizi. Quindi stiamo creando questa rete di partenariato, si sono messe a disposizione un sacco di gente, per fortuna gli amici veramente poi si fanno avanti in questo tipo di attività e si sono messi a disposizione, quindi stiamo cercando di dare proprio un servizio alla persona che viene, qualsiasi sia la propria necessità, di averlo, ecco. Quindi non c'è bisogno... Parliamo sempre di servizi gratuiti, no? Sì, parliamo di servizi gratuiti. Ovviamente se andiamo nella formazione, se andiamo... Quelli là sono dei corsi perché vengono Certo. dei formatori esterni, dei formatori da fuori che vengono a fare formazione nelle scuole. Quello ovviamente si Questo per gli operatori che poi dovrebbero lavorare in questo campo. Sì. Quindi devono farsi una formazione, quindi magari ci sarà dobbiamo fare una formazione presso le scuole, che sia per la dislessia, che sia per la disabilità, e deve venire un formatore da fuori, si presenta il progetto, quello si concorda con la scuola ovviamente, però noi stiamo cercando un po' di tenere anche in quel caso i prezzi bassi, per indispensabile per pagare il formatore esterno, dove ovviamente tutto questo porta del beneficio alla scuola. L'importante è che si faccia quel corso che serve magari agli insegnanti, che serve alla scuola. Quindi in questo caso sono corsi indirizzati agli insegnanti, sì, per acquisire quelle competenze necessarie per aiutare i ragazzi, esatto. Per aiutare i ragazzi, e ce n'è di bisogno. Anche se, ripeto, noi facciamo dei seminari gratuiti dove diamo delle informazioni veramente importanti, però ovviamente se parliamo di formazione tecnica, in quel caso
Ci sono dei professionisti. Ci sono bisogno dei professionisti, dei tecnici che siano formati per poter dare ovviamente una formazione adeguata agli insegnanti, a chi non richiede, o gli enti pubblici o gli enti insomma, che fanno richiesta. Per questo noi ci siamo affidati all'Ericsson, perché è il centro di qualità per eccellenza in Italia. Quindi noi diamo un servizio massimo, il top. Il formatore è Ericsson che scende da noi e viene a fare un corso. Quindi dico, ci stiamo un po' meglio. Io sono sempre dall'idea che è meglio farne uno buono e non 10 non buoni. Quindi molto spesso ecco, ci si affida a tecnici che non sono preparati, a persone che non sono preparate, e fare un corso con una persona non preparata significa recare danno maggiore alla causa, ecco. Quindi io dico sempre, uguale la disabilità, insomma, se non sei preparato è meglio che ci togli in mano. Io dico sempre che quando le scuole richiedono un tecnico, di informarsi prima, che sia a prescindere che sia fatto con live, se sia fatto con un'altra associazione o con altro ente, di informarsi sempre bene sul tecnico che viene, perché ripeto è importante fare quelle 9 ore di corso, 9 ore di formazione, 10 ore di formazione fatte bene, che fatte male recare più danno rispetto a prima. Non lo so, Antonio, tu ci vuoi raccontare qualche... mi piacerebbe sentire qualche aneddoto, qualche esperienza particolare della vostra attività sul campo, proprio con i ragazzi, o se vuoi con gli anziani, non lo so. Qualcosa che ti è rimasto impresso, prima raccontavi insomma del fatto che i disabili avessero recitato per altri disabili, quindi qualche altra cosa. Noi praticamente come associazione, come ha detto Francesco, è solo da un mese che siamo in vita. Posso dire della mia la tua esperienza che sì, ho certo, con i ragazzi. Io devo dire che questi ragazzi a me hanno dato tantissimo, mi hanno aiutato molto a crescere, mi hanno dato tanti valori che diciamo sempre i cosiddetti normali non riescono a darmi. Noi con questi ragazzi abbiamo lavorato nella formazione professionale e cercando più che altro di evitare che ci siano aree di parcheggio. Cioè noi questi ragazzi vogliamo valorizzarli e loro intuiscono questo, cioè non sono dei ragazzi che tu li metti là, li metti a disegnare, li metti a fare qualcosa così inutile e loro lo accettano passivamente. Ecco, loro reagiscono a questo stato di cose perché non si sentono proprio valorizzati. Cercano di fare tutto quello che fanno gli altri perché vogliono sentirsi utili. Cioè questa necessità che noi non vediamo, guardate dall'esterno, però stando con loro questo si nota. Cioè questi ragazzi vogliono affetto, vogliono essere impegnati ma non gratuito, vogliono essere valorizzati per quello che loro sono. Ieri sera si dava una definizione. Cioè, hanno gli stessi alla fine desideri e hanno bisogni, gli stessi desideri e bisogni. Quindi... Ieri sera si dava una definizione: differente normalità. Cioè, quindi è una normalità diversa rispetto alla nostra. Non diversa ma differente, hai detto bene. Differente. Quindi c'è una sfumatura, ma poi... sì, perché volendo... tutti siamo disabili in determinati campi, quindi questo è verissimo. Per cui siamo tutti differenti normali. Ecco, e quindi dobbiamo ora accettare questa definizione che la disabilità non è un qualcosa di diverso, ma è un qualcosa di differente, e quindi valorizzare quello che hanno. Per esempio, quando poco fa si parlava di autismo, io ho un'esperienza di un ragazzo autistico a Canicattì. Questo era capace in un'ora di fare un plaz di 1000 schede, e se prendevamo 2 plaz li mettevamo insieme e cercando di confondere le idee lui riusciva sempre a farlo. Quindi che ancora le potenzialità, cosa che noi non riusciremo mai a fare, cioè, diciamo noi, ecco, per dire una potenzialità di questo ragazzo che è disabile
Ma dove sta la cioè, dove sta lo sappiamo, dico, però queste potenzialità noi normali non ce l'abbiamo. Io non sono mai riuscito a fare un Braz e mi sento... Ognuno di noi ha poi dei talenti. Ecco, per e loro cui ce l'hanno dei è talenti. Lo scopo nostro è far uscire fuori questi il loro talenti talento e metterli a valorizzarlo, disposizione e valorizzarlo. farli sentire utili, perché poi magari ma chiunque già uno tra virgolette normale messo da parte poi non sta bene, figuriamoci insomma quelle attività nuove, no? Da dare stimolo ai ragazzi. Ovviamente se i Esatto. ragazzi vanno a fare sempre il solito intaglio, il solito lavoro manuale, ragazzi, serve dare un input. Io ho visto, come dice Antonio, questi nostri ragazzi per le prove, noi magari dicevamo guardate, domani mattina alle 9, loro già alle 8 erano dietro la porta perché avevano la voglia di fare, credimi, ci possono dare loro tanto a noi. Io ho visto la voglia proprio di fare, di vivere il momento, di salire sul palco, quindi dico, i ragazzi possono dare tanto, però noi dobbiamo essere bravi a farli uscire fuori. Se poi dobbiamo anche incentivare, sai, ci sono le problematiche familiari, che magari la mamma non lo vuole far uscire, lo tiene a casa, no, noi dobbiamo invece cercare di convincere i genitori a mandarlo, che sia, ripeto, nelle varie associazioni che ci sono in giro, dove cercare di dare, la nostra sta cercando di dare un input diverso, cercare di fare attività nuove. Noi nel nostro progetto c'è quello di fare attività di canto, recitazione, sale multimediali dove i ragazzi col computer possano attivare vari progetti, ci sta dando una mano, stiamo contattando un insegnante di musica che verrà insomma, a darci una mano in questo progetto. Stiamo cercando, già siamo partiti col progetto di organizzare uno spettacolo per dicembre. Già ieri sera già abbiamo preso i contatti, stiamo organizzando questo spettacolo. Già i ragazzi sono eccitati, no? Di fare le prove, e tutto questo ci dà, guarda, io guardando loro danno una carica a me, non sono io che do la carica a loro, sono loro che danno una carica a noi in generale, noi associazione, perché loro sono i primi ad essere presenti, sono i primi a dire di sì, qualsiasi cosa tu metti davanti, non hanno limiti, quindi significa che il ragazzo disabile può dare tanto e può darci tanto. Quindi dobbiamo far uscire le capacità dei ragazzi disabili. Ovviamente con le problematiche che ci sono, bisogna andare a fargli fare quell'attività dove lui può dare il massimo, però si deve far fare. Però vorrei precisare, permettimi, una cosa proprio in generale dell'associazione, anche per spiegare un po' il lavoro concreto che si sta facendo. Noi siamo partiti con tre cambi in questo momento, perché ovviamente dobbiamo un po' organizzare le cose, si devono fare, sono convinto che si devono fare sempre bene. Noi stiamo partendo con la dislessia, disabilità e anziani. Faremo, cominciando da settembre, cominceremo le attività per quanto riguarda il DSA, quindi cominceremo con DSA sarebbero per i nostri disturbi specifici dell'apprendimento, quindi dislessia. Cominceremo intanto a programmare con le scuole insomma, la formazione, cercare di fare le attività, faremo dei seminari informativi in tutte le scuole dove poter dare informazioni il più possibile. Abbiamo dei contatti per avviare delle formazioni con le scuole della provincia di Caltanissetta. Dovremmo sviluppare un progetto anche come dopo scuola in associazioni, quindi le famiglie possono rivolgersi all'associazione. Organizzeremo dei dopo scuola per ovviamente scuola elementare, media e superiore, dove ci saranno dei tecnici che seguiranno i ragazzi nello svolgimento, perché non è un dopo stiamo scuola. parlando di scuole di Caltanissetta. Stiamo parlando di scuole per il territorio, Caltanissetta e Catania, sarà un progetto avviato anche a Catania, lo stesso da qua a Catania. E stiamo parlando anche che ci sarà la possibilità nel pomeriggio ovviamente di venire a fare questi dopo scuola che sono mirati, attenzione, per quanto riguarda il DSA, quindi disturbi specifici dell'apprendimento, sono mirati a dare l'autonomia ai ragazzi, che significa che noi seguiremo i ragazzi non per tutto il periodo scolastico, quindi da settembre a giugno, quindi li faremo fare compiti, no, noi attueremo un percorso in 2 o 3 mesi per dare l'autonomia al ragazzo per poter studiare da solo.
Noi dobbiamo essere solo un punto, Quindi poi l'obiettivo è lasciare il ragazzo in grado di autogestirsi. perfetto. da L'obiettivo solo. è aiutare intanto le famiglie in difficoltà che non possono permettersi di seguire il ragazzo in maniera adeguata, e dare l'autonomia assoluta al ragazzo. Quindi in 2 o 3 mesi il ragazzo deve sapere studiare da solo. Noi dobbiamo essere solo un punto dove magari c'è la difficoltà e venire a chiedere: io ho questa difficoltà, cosa devo fare? Quindi è progettato il dopo scuola per quanto riguarda i DSA in questa maniera: in un paio di mesi dare l'autonomia ai ragazzi, poter studiare da soli. Tutto questo, ripeto, sempre seguito dall'Ericsson, quindi che ci darà una mano. Per quanto riguarda invece la disabilità, saranno dei progetti, ripeto, dove faremo laboratori di recitazione, canto, i ragazzi faranno anche queste attività multimediali, per, ripeto, dare autonomia al ragazzo e cercare di tirare fuori questi stimoli. L'ultimo campo che per adesso trattiamo, ovviamente non tralasciando nulla, perché abbiamo la possibilità di seguire tutto a 360 gradi, però vogliamo iniziare con i piedi di piombo e cercare di fare le cose che facciamo bene. Come dicevamo poco fa, è questo progetto sugli anziani, dove andremo a dare assistenza ospedaliera, assistenza domiciliare. Cercheremo di fare questo centro diurno dove, come diceva Antonio, poter fare il pane, insegnare come si fa il pane. Magari, ripeto, col tempo sono tutte idee di cercare di attivare questi laboratori dove gli anziani saranno protagonisti, perché hanno le capacità di essere protagonisti. Quindi partiremo così, sperando poi ovviamente che chi ha delle buone idee, noi siamo aperti a tutte le buone idee, venga in associazione, ce lo dica, l'associazione, ripeto, è aperta a tutti, è disponibile a qualsiasi buona idea che ci sia da sviluppare sul territorio. Cercheremo ovviamente noi di attivarci in rete, magari con le altre associazioni, perché è importante scambiarci dati e le esperienze. Magari noi siamo bravi in un settore, un'altra associazione è brava in un altro settore. Mettere tutto in sinergia significa fare qualcosa di positivo, di importante per il territorio. Quindi non siamo solo aperti ai genitori, tecnici, insegnanti, scuole, eccetera, eccetera, ma precisare che siamo aperti a tutte le altre idee, anche delle altre associazioni, cercare di collaborare con le altre associazioni. Fare rete, insomma, fare rete, le stesse problematiche. Fare rete e affrontare magari le stesse problematiche assieme, quindi scambiarci un po' i dati. Credo che sia essenziale. Non entrare in competizione con le altre, ma collaborare con le altre associazioni. Almeno l'idea nostra d'associazione è questa. Speriamo... purtroppo, così una cosa volevo dire, la cooperazione qui da noi è un concetto che non è facile, infatti è un seme che è buttato su un terreno infertile. Non è facile, perché sai, comincia poi la competitività. Io sono bravo, voglio essere più bravo di te. Invece cerchiamo un po' di cambiare l'ottica, non essere competitivo, che poi una sana competitività è buona, basta, attenzione, dire, certo. Ecco, fare una sana competitività nel senso di fornire sempre un servizio qualitativo superiore all'altro va benissimo, anzi è un input. Però se cerchiamo di farlo al posto di andare tutti là a beccarci, ma sai, tu c'hai 10 ragazzi, io ne ho 8. A vicenda, io credo che tutto questo non serve a nulla, specialmente ai ragazzi che hanno delle difficoltà. Quindi è un appello che faccio veramente a tutte le altre associazioni del territorio. Noi siamo disponibili a tutte le idee, a tutte le l'aiuto, a tutto cercare di fare qualcosa assieme. Quindi le porte nostre sono aperte, siamo qua, chi ci vuole contattare, bene, ci può fare solamente. Allora, quindi in chiusura ricordiamolo, per contattarvi sia la famiglia che ha un bisogno di questo tipo in casa, diciamo, può chiamare chi? Lo ricordiamo? Può chiamare il cellulare 328 13 43 017. Lo ripetiamo, quindi 328 13 43 017, oppure info@aibestitalia.it, ripeto, info@aibestitalia.it, andare sul sito che è ancora in costruzione, l'abbiamo messo in rete ieri,
www.aibsitalia.it. Oppure recarsi direttamente all'Oasi Cristo Re, all'Istituto Oasi Cristo Re di Caltanissetta, sito in via San Giuliano numero 4, e là, se non ci dovesse essere qualcuno dell'associazione, le suore daranno delle indicazioni o forniranno il numero per contattarci. Invece a Catania? A Catania, in via Vassilidi, numero 54, la dottoressa Andrea Lampa, basta cercare su Andrea Lampa. Quindi questi sono i punti dove poterci contattare. Poi per quanto riguarda insomma le istituzioni, gli enti possono contattarci, avremo per quanto riguarda questo tipo di enti e diciamo le scuole, noi saremo con l'Ericsson e quindi tutto quello che verrà fatto assieme ad Ericsson, quindi formazione online. Ecco, una cosa che forse ho dimenticato di parlare è stata che noi facciamo anche formazione online con l'Ericsson, quindi non c'è bisogno di andare a Trento oppure che i formatori vengono qua, si può fare anche una rete con una formazione online che seguiamo noi. Ovviamente. Quindi basta da casa avere un PC con un collegamento internet e si può fare una formazione a casa senza muoversi oppure anche a scuola. Questa è una grande comodità per chi magari ha problemi insomma a spostarsi da un posto all'altro. E poi credo che fine gennaio, primi febbraio faremo il primo convegno dell'associazione assieme ad Ericsson, ovviamente, dove verrà il fondatore di Ericsson, il professore Dario Iannis. Quindi ci stiamo muovendo che nell'arco dell'anno comunque faremo vari incontri, vari convegni, dove cercheremo di far venire dei luminari, dove ci daranno veramente delle informazioni importanti e faranno formazione di gruppo. Quindi questo lo metteremo in rete con le scuole, dove cercheremo di collaborare a secondo le necessità che loro hanno. Andremo a organizzare un convegno di formazione adeguato alle proprie necessità. Perfetto, allora ricordiamolo, l'AIBES, Associazione Italiana Bisogni Educativi Speciali, coniugate in sintesi, se posso permettermi, tradizione e innovazione, perché veramente essendo, avete detto, l'unico centro accreditato Ericsson del Meridione, penso che insomma, questo sia veramente un punto di qualità notevole a vostro favore. Io per chiudere mi piaceva così ricordare, avete detto benissimo durante tutta questa intervista, il valore insomma del volontariato. Il segreto di chi fa volontariato sa benissimo che il dono che fa di sé verso gli altri, egoisticamente, se così possiamo dire, è ricambiato in misura 100 volte maggiore di quello che riceve poi dalle persone che aiuta. Bravo. E questo è il grande segreto del volontariato. Chi non lo sa, quindi oggi ha scoperto questo segreto, per cui sa benissimo che se vuole impegnarsi nel volontariato riceverà molto di più di quello che dà. Non ci sono, guarda, quello che ti ripaga un sorriso di un ragazzo, un abbraccio di un ragazzo, come diceva Antonio, non c'è nulla che può ripagare questo, quindi per noi sono grosse soddisfazioni. Noi, ripeto, facciamo tutt'altra attività, ognuno di noi ha la propria attività, il proprio lavoro, questo lo facciamo solo veramente a titolo di poter migliorare, ripeto, perché ne ha bisogno il nostro territorio, quindi cerchiamo di fare il possibile e chi vuole può darci un mano. Bene, allora ringraziamo i nostri radioascoltatori, chi avesse perso questa puntata dall'inizio può rivederla sul nostro canale YouTube, basta cliccare sul motore interno Radio Amore San Cataldo e va anche, oltre che sentirci, a rivederci. Ringraziamo quindi il presidente dell'AIBES Francesco Riggi, il vicepresidente Antonio Capodici. Per quanto mi riguarda ci risentiamo, rinnovo l'appuntamento per sabato prossimo. Grazie a Radio Amore. Grazie a Radio Amore. Grazie.